La villa, l'impianto originale è molto vecchio, della fine del Cinquecento, è stata rimaneggiata più volte e l'assetto attuale è quello ottocentesco ed è diventata sempre nell'Ottocento residenza di campagna. Il signore che parla è Giovanni Callegari di Spresiano, un comune di 12.000 abitanti in provincia di Treviso. Appassionato di storia e cultura veneta, da sempre porta avanti la memoria di Villa Giustiniani e dell'immenso parco che la circonda, 50.000 metri quadrati di terreno, come 5 campi da calcio. Non sono molti i paesi che hanno un polmone verde così vasto, proprio incorporato al centro del paese. Era normalissimo, penso sia anche adesso, per i bambini cercare i buchi nella rete per entrare dentro il parco di Villa Giustiniani. Ci sono lettere dei parroci antichi che chiedevano il permesso di poter venire a raccogliere il muschio per fare i presepi in chiesa. Oppure nel periodo fascista, quando era partita così l'intenzione del regime di curare molto la salute dei cittadini, portavano i bambini a prendere il sole e li giocavano nel parco, era come una vacanza. Villa Giustiniani è una delle quasi 4.000 ville che costellano il territorio veneto, la stragrande maggioranza private, un patrimonio architettonico unico al mondo, legato a doppio filo con la storia della Serenissima e straordinario tesoro della regione. Per il futuro, ideati per quanto riguarda la valorizzazione di questo luogo? Allora, progettualità anche molto interessanti ci sono state e sono fallite negli anni recentissimi. È stato fatto uno studio dal CISET, che è il Centro Internazionale di Studi sull'Economia del Turismo di Ca' Foscari, per capire i flussi di traffico. È stato fatto un progetto molto importante che richiedeva investimenti. Quando si è arrivati al momento dell'investimento non è stato possibile determinare il titolo di proprietà del bene e quindi i finanziatori, nel caso specifico era la Banca Europea degli Investimenti, ha dovuto sospendere l'azione. Villa Giustiniani non è l'unica a essere finita in rovina. Questa è Villa Albrizzi Franchetti a San Trovaso, una frazione di Preganziol vicino a Treviso. Era un piccolo gioiello costruito lungo l'asse del Terraglio, da secoli la principale arteria di collegamento tra la terraferma e la laguna di Venezia, uno dei luoghi di villeggiatura preferiti dai patrizi veneti. Dove oggi vedete gazebi fatiscenti e giardini abbandonati, nel Settecento c'erano serre rigogliose e luoghi di incontro per artisti intellettuali, chiamati qui dai primi proprietari della villa, gli Albrizzi, noti mercanti di stoffe. Soprattutto da Isabella Teotocchi Albrizzi, amata dai più grandi letterati dell'epoca, che aveva trasformato la villa in uno dei salotti più famosi d'Europa. Erano di casa Canova, Pindemonte e Foscolo, che si dice abbia trovato qui l'ispirazione per i suoi sepolcri. Per quanto riguarda la villa, quando possiamo localizzare il periodo in cui inizia la sua decadenza? Ecco, finisce il suo periodo d'oro. Secondo me il suo periodo d'oro finisce con la morte di Raimondo Franchetti. Con la morte del barone viene a mancare la testa pensante, il creativo, e probabilmente vengono anche pian piano a calare le risorse. Salvo la manutenzione ordinaria non è più stata. Posti di questo tipo è impensabile possano essere restaurati con un colpo di spugna o con un colpo di cantiere. Da più di mezzo secolo la proprietà della villa è passata alla provincia di Treviso, che nel 2000 ha affidato la gestione alla Fondazione Cassamarca, la prosecuzione della locale Cassa di Risparmio. Ma per far rivivere l'edificio ci vogliono un sacco di soldi che nessuno ha. Là dove sono riusciti a trasformare questi beni in beni comuni, come nel Regno Unito, i numeri sono incredibili. La rete delle dimore storiche dei castelli inglesi, simili per prestigio e magnificenza alle nostre ville, muove un giro di 28 milioni di visitatori l'anno. 28 milioni contro i nostri 350.000. E sapete quante sono le historic houses oltremanica che fanno parte di questo circuito? 1500, meno della metà delle ville venete. I visitatori delle historic houses sono una parte importante dell'economia britannica. Anzi, a dire il vero, le dimore storiche e i castelli sono uno dei motivi principali per cui i turisti vengono a vedere la Gran Bretagna e sono anche molto popolari tra le persone che vivono qui.
James Probert è il direttore dell'organizzazione no profit britannica che si occupa della valorizzazione delle dimore private, dei castelli e dei giardini di importanza storica del paese. È una delle cose che non mi fa dormire di notte perché lo Stato italiano, le regioni e i comuni non sviluppano una politica di conservazione, seria politica di conservazione e valorizzazione di questi beni. Il grave errore è che in Italia si pensa che con la cultura non si mangi. Pensano che la cultura sia qualcosa di avulso dalla realtà e che il proprietario privato sia ancora qualcosa di più avulso. Tutte queste cose sono assolutamente sbagliate. Nel rapporto dell'Osservatorio sul patrimonio culturale privato curato dalla Fondazione Bruno Visentini emerge come per €1 speso in una dimora ne vadano sul territorio almeno 2,1. Altri studi da noi fatti ci dicono che il rapporto è di 1 a 8. Il patrimonio culturale coinvolge una filiera estremamente ampia che va da quella del turismo a quella delle piccole imprese artigiane, ma anche a quella degli storici dell'arte, tutta l'enogastronomia. Riattivare questi beni significa riattivare delle comunità.